è una cosa che nasce da oggi a domani. Vi ho trovato Seugavin, ma anche opportuno, se no fate che grese. Allora, che nasce da una idea di fondo, che credo che avremo anche ribadito dopo lasceremo le domande per l'intervista. Ma una delle cose che probabilmente nasce anche dal fatto che vi sono un prete e che in fondo da che mondo, cioè da quando sono arrivato a essere prete, a me preoccupazione è stata quella di rompere e fratture che si crea tra certe forme di presenza che in fondo si da estranei a persone che invece partecipano intensamente alla vita della gente con cui ha a che fare. E credo che questa frattura qualche volta che toglie possibilmente, credo che le esperienze importanti, che toglie la separazione, il senso di la diversità, nasce credo anche all'interno della mia sensibilità, quella di cercare strade e vie per far coincidere le storie, per partecipare alla storia sapendo che le esigenze sono quelle che in fondo nasce. Io credo che se salta fuori alcune sensibilità e alcuni temi anche nel territorio di San Donà, è perché si è insistito su alcuni rilievi, vedo qua Eacli, e credo che va dato merito anche alla loro sensibilità, al loro lavoro, il fatto di aver ricreato un rapporto un po' più intenso, non so dopo quanto efficace, quanto vero, ma io ho fatto il prete operaio per un periodo, alla ricerca costante di ritrovare il rapporto. Mi ricordo quando ho fatto 40 aziende agricole della zona per domandare lavoro e la convinzione più profonda era che quando dicevo che ero prete, se il prete non sa lavorare. Tanto se è vero che sono finito con un camion dentro una scoina. Ma credo che la preoccupazione da sempre è quella, e quindi anche ricerca, dico a livello culturale, a livello dei precedenti, dei serie, quali sono stati i momenti che hanno fatto cambiare a tutti la mentalità, che sia per esempio la bonifica, che sia contemporaneamente, credo, la possibilità e la capacità di accorgersi di quante cose separavano gli uni dagli altri. Credo che sia delle cose da analizzare il passaggio dall'agricoltura davvero alla piccola industria, alla papa, con tutte le sue vicende. Credo che se si ritrova di fronte alla giustificazione perché è nato il dizionarietto, che è frutto in fondo dell'ascolto delle situazioni, dell'ascolto di anziani, dell'ascolto e della mentalità, perché dentro questo dizionarietto, vi dico, la cosa più valida è proprio il fatto che se gli dà contenuto, se gli dà forza alle parole, nel tentativo che molti dicono, che è quello di tentare di dire che i dialetti fondamentalmente è uno. Dopo ogni paese e ogni zona ha le sue storpiature e la sua maniera di pronunciare, ma alla fine, se andiamo alla ricerca delle radici,
se riscopre che tutti i dialetti possono essere compresi nel momento in cui si va un po' più in profondità. E questo dà la possibilità di capire. Mi è capitato questi giorni di avere a che fare con delle che non sei più, noi neanche dentro al dizionarietto, ma che in qualche maniera interroga, fa comprendere la mentalità in fondo, fa comprendere cosa che significa, per esempio, il fatto di che cosa sono state le donne in agricoltura, che credo sia una sfasatura e una maniera di pensarla molto e molto, dico, lontana un po' dal vero. Cioè il fatto di parlare solo di subordinazione. E invece che questa donna, credo che ne avere incontrato più di una, che davvero esista invece fondamentale sull'impostazione, inventando addirittura un'economia nuova, allevando conici e avendo una capacità di avere animali da cortie sufficienti anche da vendere. Ecco, allora in questo senso credo lo scopo, la volontà di questo dizionario fa parte di questa profonda volontà di condividere la storia ed essere accanto alla pari, insieme. Ecco, credo che questo tema è uno dei grandissimi temi su cui riflette anche attualmente la Chiesa. La Chiesa, passando attraverso le esperienze di Teresa la Piccola, attraverso l'altro grande nome che è il de Foucault, passando attraverso Guillaume, del famoso libro che è stato fondamentale del come loro, cioè vivere al cuore delle masse, era il titolo del libro di Guillaume, che ha fondato quell'esperienza che continua e che è importantissima, che è i piccoli fratelli e le piccole sorelle. Abbiamo quasi finito, praticamente l'intervista è già finita, avete capito che sono qua e c'è rimasto poco da chiedere, quindi insomma, anche a pensare di sintesi fenomenale. Vabbè, solo 2 o 3 robe, possiamo proprio veloci perché dopo insomma tempo. Soprattutto critiche, no? Allora, una, tu hai in qualche modo accennato un po' la storia, insomma, in generale, il contesto, insomma, da cui. Però la curiosità era quella, cioè quando è che è nata questa idea di cominciare a raccogliere parole, di questa attenzione per il dialetto, le bassopiave? In quale momento, no? Perché uno interessa la storia della lingua, interessano i vocabolari, ma qui c'è stato qualcosa, una molla che ha fatto partire, perché stiamo parlando di un lavoro che non è di 2 o 3 anni, è un lavoro che dura 30, 40, forse anche di più. Perché? Ormai si parla di 50. Qua siamo al 50esimo, perché? Tra l'altro ci sono, questa è la terza edizione, seconda o terza edizione? Seconda. Quindi insomma, diciamo, seconda ufficiale c'era una prima un po', C'era una piccola, un po' nascosta, insomma. Che ha... Pronti? Sì. Allora, riallacciando il discorso fatto precedentemente, c'è da dire che il conoscere bene la lingua è uno degli elementi più forti per avere una possibilità di dialogo non superficiale, no, non dare per scontato che tu conosci la situazione, è importante che tu ascolti la situazione e questo comporta che tu incontri delle parole che immediatamente non cogli più, perché il dialetto ha decisamente delle parole che ormai o sono sparite o sono molto dissuete, ma che nascono invece da una realtà. Quello che ha
ha reso l'anima in fondo per costruire questo volume è stata quella di trovare gli elementi sufficienti per poter comprendere fino in fondo la storia, le situazioni, le vicende personali delle persone, e per avere un comune denominatore per poter dire siamo insieme nella situazione di fare storia insieme, no? Mettendo l'attenzione sulle cose più importanti e non sulle stupidate. Bene, così abbiamo anche altre 2 domande, sono andate, sono a posto. Allora, no, a proposito di questo, un'altra curiosità, insomma, perché pensando che il lavoro insomma, è molto, molto ricco rispetto anche all'altra edizione, sono state aggiunte tantissime parole. C'è un metodo, cioè come fai a raccogliere, come hai fatto a raccogliere? È una ricerca personale, hai avuto notizie, spunti da qualcuno? Siamo in un settore nel quale credo c'è un'abbondanza di dizionari, di vocabolari, di attenzione al dialetto molto vasta. Solo che c'è una grossa difficoltà, perché la trascrizione del dialetto è qualcosa di personalissimo. Ognuno lo scrive e lo fissa in una maniera anche diversa. C'è per esempio chi utilizza enormemente l'H per dire la durezza, ma ci sono anche moltissimi interventi che in fondo io dico sono l'italiano tradotto in dialetto, no? Dialettizzando l'italiano attuale, e questo è un rischio, non è così, perché di fatto la storia è viceversa, cioè dal dialetto vengono le parole poi in italiano lentamente, con precisazione, con unificazioni, e si arriva all'italiano, ma la partenza, la radice viene dal dialetto. Qui noi abbiamo addirittura tentato di riallacciare ogni vocabolo e ogni parola al latino, al greco. Noi siamo dentro a una situazione che è quella di San Donà, di essere un popolo, io dico di passaggio. Siamo gran parte gente che viene da tutte le parti, la bonifica ha portato qua vicentini, padovani, veronesi, non so, gente che cercava lavoro e che quindi veniva da tutte le parti, ha dato il nome i Padovan, i Vincenzi, sono tutti di origine proprio per questo lavoro fatto insieme, e che ha lasciato, essendo poi per la maggior parte che hanno vissuto poi qua, hanno anche lasciato il loro deposito. Ma se noi andiamo appunto alla radice, come è stato il tentativo un po' del dizionarietto, si scopre che hanno un fondo comune, hanno una radice che può rendersi facile la possibilità di capire anche gli altri dialetti. Sì, infatti è il sottotitolo Da dove nasce le parole, non casualmente, che però si capisce che è stato un lavoro complicato, quello di ricostruire l'origine di molte parole, non semplice e non probabilmente neanche definitivo, mi permetto di dire, forse c'è ancora, ma appunto, ma si diceva prima, ce ne sono tanti. Qual è un altro dizionarietto che potrebbe essere semplicemente una specie di ripetizione? Cioè qual è lo spirito? Cioè, è uno spirito non di conclusione, ho capito bene, ma di apertura, cioè una sorta di dire andiamo avanti, c'è ancora tanto da fare. Bene, ascolta, da questo punto di vista io ve lo porto un problema, perché secondo me c'è un pericolo quando facciamo queste operazioni, andiamo a cercare il dialetto, il dizionarietto, quello di recuperare, di riconsiderare il dialetto come una sorta di
di strumento, di segnale, di immagine di un mondo passato, di una tradizione, di una storia, anche in cui sì c'erano problemi, però tutti si stava meglio, una specie di nostalgia quasi, no? di un passato, o come stavamo bene, no? E quindi bene o male sì, la serie sì, avevamo la fame, però ci volevamo tutti bene, quindi c'è un pericolo di questa rivalutazione o studio del dialetto visto in chiave anche sociologica, che sia una specie di spinta a guardare un po' quasi con uno sguardo appunto nostalgico a questo passato. Non credo sia così però. No, nel senso che ci siamo guardati bene proprio di cadere in questa tentazione. Come dire, con la considerazione che in fondo l'approfondimento e così la riflessione sulle parole è positiva e aiuta anche oggi a comprendere, per esempio, come potrebbe essere utile utilizzare i termini giusti per le situazioni fissate, non andare sul vago. Cioè è uno stimolo in qualche maniera a non lasciare le cose solo in superficie, perché si rischia proprio di dire stiamo passando, siamo nella situazione di dire come stavamo bene quando eravamo presi peggio. Non è questo lo spirito. C'è il tentativo, e credo che ci sono anche associazioni, non le citiamo evidentemente perché stanno facendo così un loro lavoro, ma il rischio invece di dialettizzare l'attualità, vuol dire leggere l'attualità, fatto per esempio quelli che normalmente utilizzano i bambini come il dialetto, credo che davvero fanno un'opera un po' così azzardata, non bella. No, dei bambini non possono esprimere quella mentalità che ha fatto nascere queste parole. E la mentalità che va approfondita è davvero la storia contadina. E la storia contadina, che ne ha fatto nascere moltissime, ha dei criteri e dei parametri che difficilmente possono essere espressi dai bambini. Che i bambini lo fanno anche, dicono il dialetto, ma senza capirne molto il significato. E fanno la figura dei vecchietti che però sono bambini e non è. Allora il fatto di voler tornare sulle parole è proprio anche il fatto positivo di dire pensiamoci un po' o facciamo dei raffronti per crescere nella maniera di esprimersi. Anche perché credo che il pericolo che abbiamo molto grande è il pericolo che parliamo in italiano, ma la nostra mentalità è dialettale. A proposito di questo, l'ultima, bambini e le parole, in realtà ogni lingua si modifica, si trasforma. Anche il dialetto, meno il dialetto un po' più rigido, un po' più statico, però insomma anche il dialetto, tanto è vero che sappiamo bene, a volte facciamo le battute, ci sono delle parole che noi non conosciamo più. Cioè adesso, a parte i bambini, ma anche le persone di una certa età, ci sono parole che in questo dizionarietto ci sono, ma che non usano. Cioè anche persone che parlano in dialetto non usano più, perché hanno parole di un dialetto di 50, 60, forse anche più anni fa. Però tu hai voluto rimettere, hai voluto trovarne anche quelle che sono, potremmo definire definitivamente scomparse dalla memoria, tu hai voluto trovarle, ma appunto ha senso questa roba, a parte così il recupero del linguaggio, del lessico passato, ma se un dizionario del dialetto del Veneto orientale adesso
quelle parole ormai potremmo tra virgolette dire sono morte, oppure... Ecco, quello che mi pare è, come dire, una sana preoccupazione, ma lo scopo che ci si prefigge è proprio quello che dicevamo all'inizio, cioè dire sollecitiamo altri a intervenire, perché è molto importante che alcune cose non spariscano, perché non è vero che sono insignificanti. Io dico, quel tentativo che è stato fatto a livello politico, addirittura con una legge regionale, per ripristinare il dialetto e riportarlo nelle scuole, è un tentativo che non tiene molto conto della realtà e delle situazioni. Non è trasmissibile così, io do il dizionarietto in mano a un insegnante e questa mi parla dialetto, non è vero. Occorre evidentemente e domanda degli approfondimenti e una lettura che non sia, come dire, con la mania di dire io sono dialettale, piano. Io dico, guarda che se non partecipi e non fai parte di questa storia, hai la possibilità di viverci dentro da estraneo per tutta la vita. C'è qualcuno, io dico, che normalmente crede o si ritiene di essere a contatto con la gente, ma credo che non capisca se non un terzo. Solo ricordiamo una novità di questa edizione. In copertina abbiamo voluto proporre il quadro di un artista locale, Ivone Ortolà. L'originale è lì sistemato. Quel quadro è un titolo che fa riferimento a una poesia di Romano Pascutto. Io pregherei l'autore, il pittore, l'autore del quadro di magari anche di leggerci la poesia di Pascutto e poi chiudiamo. Diciamo solo che presenta Pascutto, che è uno dei nostri grandi poeti dialettali, sindaco di San Stino di Livenza e autore di una serie di poesie che sono un incanto, davvero proprio a descrizione del mondo contadino. Grazie. Allora, sì, vi posso dire da dove nasce quest'opera. Nasce da qualche anno fa, abbiamo fatto a San Stino una mostra dedicata proprio alle poesie di Romano Pascutto, e dove ogni artista sceglieva un paio di poesie e le traduceva poi in immagine. Io avevo scelto questa poesia che si intitola Sita e Falzin, appunto due parole dialettali per indicare la falce fegnaia, per chi non lo conosce, che è questa, e la sita, cioè il badile o la vanga, e poi trovate le spiegazioni nel dizionario. E Pascutto immagina questo dialogo ovviamente per descrivere uno spaccato della vita contadina, parte dagli oggetti. È interessante anche questo aspetto, che gli oggetti non sono, hanno la capacità di parlare e di dire molte cose se si guardano in un certo modo. Comunque io vi leggo come posso, ovviamente, la poesia, che è abbastanza breve, ma che vi dà l'idea appunto del modo di lavorare di Romano Pascutto. Allora, Sita e Falzin, immagina questo dialogo tra questi due strumenti. Che dice il Falzin a Sita: mi son sempre il lustro del sol e coi me passa a Piera Codola, sul fil mi cante, e mi passa Piera Codola sul fil e mi cante. La sera co canta i grilli sodamenta. Non so come ti che te fonda il muso fin dentro a buazza e te torna su dura de croste. La Sita, naturalmente offesa, dice: la Sita si difende come pol, ancora mio del taglio che brilla e il manico che par de avorio.
E qui sembra finire il dialogo tra i due strumenti. Tony che sappa e Beppi che sega, classici nomi, e i si incontra stonfi del sudor. Sto sacramento me copa, dice Beppi, liberandosi dal falzì. Sta ostia mescana e il ziga Tony e anche lui butta la sita. Sita e falzì, così incrosati, e ha lo stesso odor de fadiga. Questa è la poesia di Lomato. Brevemente, quello che è interessante appunto è che oltre alle parole, dietro c'è il solito tema che ho pensato: ci stanno prima gli oggetti o prima le parole? E questo, dietro ogni oggetto c'è un mondo, c'è una descrizione. Si tratta di saperla cogliere. Grazie. Ringraziamo l'autore per